Beh, devo dire che c'è un personaggio, ma più che un personaggio, un nome che in questi giorni sta furoreggiando nel sondazzo, cari amici del G. Eh sì, no, nel senso che a un certo punto dice Fineppi, tutti quelli che incontro mi dicono, oh, il Fineppi come sta? Ma il Fineppi, davvero è così? Anche il giornalaio, la fine del giornale, ma il Fineppi, vabbè, d'accordo, quindi Fineppi è solo un nome, in effetti, secondo me si può applicare a qualsiasi situazione, ma oggi vorrei fare appunto una situazione in cui Fineppi c'entri in qualche modo, no? Ecco, allora la situazione è quella del fatto che, sai, dice l'ho chiamata io ma invece dico pronto, mi dica casa Fineppi. Cioè praticamente dico che è l'altra persona che mi ha chiamato, e invece di solito faccio la Concimart, vero? Sì, la ditta di concimi. In questo caso voglio fare casa Fineppi, sì, casa Fineppi. Ma volevo anche dire una cosa, se voi siamo in Toscana, ve lo dico subito, siamo in Toscana oggi. Allora, dunque volevo dire questo. Aspetta, prima di fare un numero, se voi conoscete un Fineppi, rintracciate in qualsiasi parte d'Italia un Fineppi, perché io credo che non esista come cognome, insomma, ma se esistesse un Fineppi, ecco, fatemelo sapere così io lo chiamo, sicuramente lo chiamo, Fineppi lo chiamo. Se io Fineppi lo chiamo. Vabbè, d'accordo, ora facciamo un numero. Siamo in Toscana oggi, quindi casa Fineppi. Ma è un nome stupido, ma perché, chissà perché. Ah, grazie, molto gentile, bella la Toscana, si comincia bene, no? Vabbè, è un nome stupido Fineppi, venne così per caso, tanto per dire un nome qualsiasi, però è piaciuto stranamente. Non lo so cosa ci sia in questo Fineppi, questa stranezza, che poi non, ci sono cognomi molto peggiori, più brutti, no? Ficarotta, per esempio, tanto per dirne uno, vero? Eppure piace. Vabbè, casa Fineppi, sì, allora, sì, però rispondi, Pronto? Sì, pronto, casa Fineppi, mi dica, qui Fineppi, mi dica. Pronto? Ha chiamato qui. Pronto? Oh! È Fineppi, mi dica. Ma che Pinetti? Vai in tasca, ti sento tutti i giorni. Madonna! Via, falla finita. Ti conosco e ti ascolto tutti i giorni e mi ci diverto. Accidenti alla Toscana. Hai chiamato proprio a me. Ma io ho preso a caso. Va bene, hai fatto bene. Duilio, sei Duilio? Sì, sono Duilio, sì. Come stai? Stai bene? Sto bene. Ho capito. E c'ho un'età che il Billo non va più perché ho già 84 anni. E quello ci vuole, manca. Ma del resto ti ascolta bene. Prima o poi un'erezione tu ce l'avrai, dai. Sì. Auguri. Sì, anche a te. Ciao, ciao. Guido, ciao. Ti sento tutti i giorni. Continua così. Sì, Ti auguro una lunga vita, così continua ad ascoltarmi. Va bene. Ciao. 84 anni. Questo insomma, significa, è molto bello, che i miei ascoltatori non hanno proprietà, un po' come me, anch'io non ho età, vuol dire. La gente mi chiede ma quanti anni hai? No, il G non ha età. Ecco, vabbè, comunque è bello, dal ragazzino fino all'uomo anziano, però ho sentito che allegria, ho sentito che diversità fra l'anziano che mi ascolta e l'anziano che non mi ascolta. Ciao Duilio, ciao, bravo Duilio. Anche la moglie c'era lì, ha chiamato qui. Come si fa? Vabbè, bene così. Però ora speriamo di beccare qualcuno un po' alla sprovvista. Però anche lui l'ha detto Finetti, Vabbè, che è successo? Oddio. Ecco, ok. Niente, no, non c'è nessuno. Sì. Vai, Fineppi. Sì. Telefonavo proprio qui e io ragazzi vado a casa, va a sapere a chi telefono, che tu ci devo fare? Sì è. Ecco, a questo punto vediamo che se no qui allora? Niente, niente, complimenti, sì, va bene, d'accordo, ma figuriamoci, già.
È bello, insomma, a un certo punto Duilio ha un ricordo perenne ormai, è stato toccato dal sondazzo e se ne è accorto, e questo è il bello, è uno dei pochi, perché in Toscana telefono quasi mai e cerco sempre i posti dove non mi sia... Pronto? Sì, mi dica signora, Casa Fineppi, mi dica. Pronto? Pronto signora? Sì? Mi dica, Ascolti. voleva qualcuno? Ascolti me, Sì. mi dica lei. No, è Casa Fineppi, mi dica. No, non è Casa Finetti. E anche se lei... Io ho capito chi è lei e vado a farsi una bella girata. No, io devo stare qui, signora, fino alle 4 devo stare qui, capito? Non Ho posso capito, ma ascolti. La mi dica, signora, la mi dica. Alla radio... Sì. È tutto un passatempo, però c'è anche chi ha da fare qualcosa di più interessante. Sì, lo so, infatti magari tipo fare l'amore, no? No, tipo no, fare da mangiare al marito che arriva da lavorare. Ma le orecchie sono sempre Pronto? abilità. Pronto, buongiorno, Casa Fineppi, mi dica. Oh, Ah, buongiorno. buongiorno. Come va? Tutto bene? Sì, tutto voleva bene. dirmi qualcosa perché mi ha chiamato lei, no? Ma io non ho chiamato nessuno, signor G. Ho capito, lo so, qui non è possibile, io non posso telefonare in Toscana, ecco, mi riconoscono, ecco, che questo è un grosso problema. Sì. Su 2 telefonate 2 mi hanno riconosciuto oggi. E vabbè, comunque bene così, continuate così perché siete allegri, contenti e mangiate bene perché lei fa bene a mangiare la signora, Penso proprio di sì. Allora, auguri e buon appetito, ciao. Altrettanto. Ciao, io ho già mangiato. Ragazzi, come fa? Cioè, ho detto una volta tanto non telefono in quei posti tipo Grosseto dove la radio non si sente, no? Così magari sono tranquillo. No, io ho detto telefono in un posto, come si può dire, insomma, dove sicuramente mi ascoltano, sono già 2 su 2. Io non so che fa, vabbè, andiamo avanti così, sono tutti simpatici, però questo è l'importante, no? Questo è l'importante. Certo. Ma ora troverò selezionato? No, è il numero selezionato e parli anche ogni tanto, come mai? Sì, è una ridente città toscana, non capoluogo di provincia, no, però poi è molto importante, una città molto rinomata, devo dire, vero? Specialmente d'estate. D'accordo, ok, io continuo, che vi devo dire? Qui non c'è nessuno, a quanto pare. Via, su. Beh, la popolarità, ragazzi, che ci posso fare? Sì, facciamo questo. Sì, vai. Ora spero che ci sia qualcuno che si vada avanti tranquillamente con le nostre fineppate. Sì, le nostre fineppate. Fino in fondo, almeno nella prima parte, poi si cambia città, no. Pronto? Sì, pronto, mi dica, signora. Come mi dica? Casa Fineppi, mi dica. No, perché mi dica? Ma ha chiamato lei? Io non... No, ha squillato qui, signora. No, io non ho chiamato, guarda. Non ha chiamato? No, assolutamente. Io ho sentito squillare il telefono, ho tirato su, ho sentito che c'era lei. No, io, guardi, proprio Ma perché no. mi dice questo? E come mai dice questo? Io ha chiamato a casa... No, ma io non ho chiamato, signora. ma allora io ho solamente sentito squillare il telefono. Sì, ma allora c'è un contatto perché io È guardi... incredibile, ha squillato anche a lei? Sì, ma ha squillato a me. Madonna! A me squillato a me, ho Ho alzato la capito. cornetta. Allora deve quindi essere un casino contatto, con la qualcosa, Telecom. ma speriamo bene che non si ripeta, signora. Vabbè, no, comunque, ma ci mancherebbe. io pensavo avessi chiamato lei, si figuri. No, anche a me mi ha squillato. Ho Oh, alzato la mamma. cornetta perché mi ha squillato. Vabbè, speriamo non si ripeta. Buongiorno, signora. Vabbè, arrivederci. Arrivederci. A risentirci, tu vorrei dire, Nini. Il Fineppi non molla, sì.
Sì, Pronto? Casa Fineppi. Risiamo le solite. Oh mamma mia. Ne hai squillato? Sì, è certo che mi ha squillato. allora- Ma è sicura signora che non stia facendo, c'è qualcuno che fa uno scherzettino lì, No, signora. Che sa, con tutti questi Ma scherzi se che si avessi da sentono fare per scherzi- radio, signora. Se ho tante cose da fare che se mi mettessi a fare anche gli scherzi No, sarebbe... magari un figliolo, qualcuno un No. pochino più scapestrato, no. No, guarda, Perché sa, ti sentono permetto. quelli che fanno gli scherzi alla radio, no? E poi li rifanno, capito? Sa come sono questi ragazzi? No, guarda. È sicura? No, ci lei mancherebbe. lei non scherza, Andrei vero? contro i miei principi, senta. Vabbè, c'è un proprio. principio e c'è una fine, voglio dire. Quindi ogni bel gioco dura poco, casomai, Va bene, grazie, No, buongiorno. senta, se la metti in questo tono, la metto anch'io in questo tono. La metto in quel tono lì, signora, ma io non posso stare mica visto, io ho delle cose da fare, sa. Anch'io ho le cose da fare, c'è Sì, una ma famiglia da posso tirare stare- avanti, ma io sono una persona stimata, sono Fineppi, io sono Fineppi. Voglio dire, se lei mi deve dire qualcosa me lo dica, se mi chiama per dirmi qualcosa la signora me lo Mi dica. sta squillando anche a me il telefono, Ma guardi. ho capito, ma io non devo la prenda crederle, così, se le dico la verità, ma io oh. devo crederle, Chiami sono che già le due deve volte, credere, se sono no già faccio due altri volte, rimedi, signora. che le devo dire? Io credo a quello che sento, no? A quello che mi dicono di solito, ma ora due volte io non lo so, signora. Vabbè, riprovi, ci sarà anche la terza, ma io non lo guardi, so. io guardi, mi fa specie che alla sua età lei, insomma, una signora non certo vecchia, ma nemmeno una ragazzina, certamente una signora che si dà agli scherzi telefonici. Ora io insomma, Senta, mi stupisco senta, moltissimo. se la metti con Mi questo stupisco, tono, io la metto in se tutte la le metti posizioni. in questo tono vado in Ecco. altre maniere, perché io sto lavorando in casa. Ma neanche io sto lavorando, che mi sto sta a fare dicendo delle che io cose, sto signora. telefonando, Io sono un artigiano non qua. perdere tempo, capito? Io a fare questi scherzetti. No, gli scherzetti non li faccio certo io li faccio grossi, non piccini. E quindi richiamiamola subito, ma come si permette? Io non lo so, ma questa è una cosa incredibile, no? Cioè, alla sua età, signora, via, è una madre di famiglia, magari, si mette a fare scherzetti al telefono, a dire al telefono lei non sa telefonare, ma via, vergogna. Mario lo sciuto, stai meno male. Vergogna. Risponde la La segreteria telefonica del numero. Fineppi. Il cliente chiamato al momento non può Sì, rispondere. sì. Se desidera lasciare un messaggio, Sì, parli certo. dopo il segnale acustico. Sì. È la segreteria telefonica di Casa Fineppi. Il cliente chiamato al momento non può rispondere. Se ha qualcosa da dire, parli dopo il segnale acustico. Burp. Ho lasciato questo messaggino lì. Andiamo da qualcun altro, perché la signora si è sdegnosamente rifiutata di rientrare in contatto, in colloquio con Fineppi. Del resto Fineppi è una persona stimata, in tutto il circondario, anche il circonciso. Va bene, d'accordo, meno male questa volta. Dai, dicevo meno male che questa volta è andata liscia, nel senso che la signora ha un po' di sì, prima ci ha creduto, poi ha un po' questionato, un po' di discussione l'ha fatta, via, meno male. Sì. Pronto? Sì, mi dica, Casa Fineppi, mi dica. No, Favilli. No, Fineppi. No, No, io sono Fineppi, signora. no, e allora ha sbagliato, mi spiace. No, ma mi scusi, signora Favilli, abbia pazienza, io ho sentito, cioè, non ha chiamato lei? Ho sentito squillare il telefono. No, mi spiace, non sono io. È sicura? Sicurissima, arrivederci. Questa voce un po' ironica mi faceva pensare, ma riproviamo, mi faceva pensare qualcosa, ma insomma non so cosa, riproviamo, sì, Fineppi, così, un po' troppo ironica, vero? Per essere sincera. Tu mi tradisci, Agata, tu mi stupisci, Agata. Pronto? Sì, mi dica, Casa Fineppi. No, ha risbagliato, però anch'io ascolto la radio, Ecco, io lo sapevo, questa voce ironica di prima, ho detto questa mi fa pensare che anche se... Anch'io l'ascolto. Brava, Favilli. Va bene? Ciao Favilli, stammi Ciao. bene. Ciao. Ragazzi, io non so più che pesci pigliare. Siamo anche su in mare, voglio dire. So più che pesci pigliare. Su
4-3, una bella media, cipicchiolina. E per questo la gente mi dice: ma tu telefoni più in Toscana? Ma scusa, ci avrò le mie buone ragioni, no? C'è delle zone poi come questa che c'è un'altissima percentuale, un altissimo tasso di ascoltatori di questa radio, e del Sondazzo e del G. Già, sì, questo è poco ma sicuro. Ci sono proprio dei focolai, no? Dei focolai di ascoltatori, degli zoccoli duri, ma anche mosci, un po' di tutto. Già. Però avete notato la differenza fra le persone che mi ascoltano, sempre piuttosto simpatiche, sì, mi dica, ironico, Fineppi. Chi è? Stavo dicendo sempre piuttosto simpatiche. Sì, mi dica signora, Casa Fineppi, mi dica. Casa? Fineppi. Ma chi cercava? No, io nessuno, ha telefonato lei, signora. No, ha chiamato lei, signora. No, ma ha squillato il telefono finora. Anche a me ha squillato il E telefono. adesso c'è qualche interferenza. Oh, madonna. Anch'io ho detto, guarda, avevo la roba a mano, ho detto, bisogna che risponda. Anche io avevo delle cose in mano. Vabbè, insomma, senta, speriamo che non succeda più, perché forse è un contatto, perché a me ha squillato. Ho detto... Se succede non c'è problemi. Vabbè, non c'è problemi. Arrivederci. Dicevo, la differenza fra la simpatia, l'allegria di quelli che mi ascoltano, invece quella signora che prima non sapeva niente di me era più antipatica. Ecco la differenza. Questa qui, ora vediamo come va a finire. L'ho richiamata subito, naturalmente. Fineppi. Sì, Casa Fineppi, mi dica. Oh, ma ancora lei, signora? Sì. Oh, porca miseria. Guardi, come ha attaccato lei ha disquillato un'altra volta. Non so cosa dire. Posso chiedere una cosa, signora? C'è qualcuno lì che fa qualche scherzetto, no? Non lo Tipo so. c'ha un figliolo o qualcosa? No. Perché qui mi sa tanto di scherzo telefonico, signora. Non lo so, guardi, perché... Questi qua sentono tutte le radio che fanno questi scherzi qua e li rifanno. Io c'ho la televisione accesa, c'è la mia mamma che fa da mangiare in cucina. Sì, ho capito, ma lei è la figlia? Sì. Ah, ho capito, ma io insomma, è sposata lei? Certo. Ah, certo, certamente, no. Beh, io non la conosco, ecco, non so nemmeno chi sia lei. Io, guardi, ho squillato finora al telefono, io ho detto ora rispondo io, delle volte magari ha visto. Però a volte magari ha visto, dicevo, delle volte magari ha visto anch'io, cioè così, il caso ci ha fatto incontrare. Sono dispiaciuta quanto lei, perché no, ma io a preparare da mangiare per il mio marito, non sono mica dispiaciuto io, sono incuriosito da questa cosa qua. Fatto bene, io rispondo volentieri. Perché dico, rispondo volentieri, certamente, sarà il destino che ci fa incontrare così, signora. Anch'io sono sposato, ma chi se ne frega, signora. Incontriamoci. È un signore. Stasera sono al molo. Ecco. Ci viene? No, perché lei vede un signore piuttosto alto, capelli neri e con un grosso rigonfiamento all'inguine, insomma, per dire, soffro di orchite. Ecco, ci vediamo lì alle... Ma a te spesso il G. Ho capito. E lo sapevo, questa io te quando ti ho ascoltata la radio. Stavo pensando, questa è troppo simpatica per non avermi mai ascoltato. Dio, io parlando di qui, questa voce qui la conosco. Lo sapevo, me lo immaginavo. No? Beh, grazie, ciao, stammi bene, buon appetito, salutami il marito, non c'è nessun rigonfiamento, ciao. Quante ne ho fatte? 4? Su 4, 3, no, 5. Su 5, 4? È vero? Su 5, 4? Ragazzi, io non so più dove rivoltarmi. Una sola. Cioè, se noi si facesse una specie di sondaggio, no? Su quanti in questa città conoscono il G, così basato su queste telefonate, diciamo 4 su 5 sarebbe un 90, non lo so, che dite voi? È una bella percentuale, sì. Facciamo un ultimo tentativo, abbiamo solamente poco tempo, ma tentiamo. Voglio trovare qualcuno che ristabilisca un minimo di equilibrio fra il conoscermi e il non conoscermi. Qualcuno che non mi conosca in questa bella, splendida, ora ancora più bella. Sì, mi dica Casa Fineppi, mi dica. Guardi che ha sbagliato il numero. No, è lei che ha telefonato, no? No, non ho telefonato. Io sono il Fineppi. Non mi ha chiamato lei? No. Perché ho sentito squillare, signora. No. È sicura? Sì. Ma allora c'è un contatto. Perché ha squillato anche a lei? No. Ah, lei non ha squillato? No. E allora ha squillato a me? Cioè, che vuol dire? Lei che mi ha chiamato allora? No.
Cioè, non ho capito, se non ha squillato a lei, perché ha risposto? Dice ho risposto. Io ho risposto perché mi ha squillato. Lei ha squillato? No. Però, allora ha fatto il numero lei. Anche questa, ti devo dire la verità, la mi sembra strana, la mi sembra di morto strana. Un gli ha squillato il telefono ora. Che lei è sensitiva, Pronto? è una sensitiva lei che sente le telefonate senza lo squillo? Non ho capito. E lei perché mi chiama? Io sono Fineppi. Mi dica. Ha qualcosa da dirmi? Me lo dica fuori dai denti, signora, perché non c'ho più tempo. Sì. Sta andando via. Ci risentiamo dopo. Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete